Buonasera a tutti. Eccoci di qua. Avete visto che siamo riusciti a sopravvivere anche quest'anno? Perché ho messo anche sulle face le foto della moto. Dunque Sì. oggi Oggi proprio ci abbiamo abbiamo voluto dato esagerare. d'impegno. Sì, siamo Maremoto. Maremoto, Che insomma, non è il maremoto, attenzione. però insomma il concetto è quello lì. Bene, cari amici. Sì. Bene di Vediamo un essere po' chi ancora ci qui, raggiunge. vediamo un po' chi ci raggiunge. Perché... Sai, è venerdì sera d'estate, è un miracolo se stanno qua con noi invece di uscire. Però puoi iniziare a dire gli appuntamenti, ad esempio, per domani. Certo, chi è che è? Marina! Ciao Marina, ciao. Sì, la prima, scrivi subito. Sì, fai subito la domanda. Non perdere tempo perché ha perso da tempo. zero a... Ciao Rosi, ciao Kiwi, ciao Kira, Marianna. Bene, ci fa tanto piacere, benissimo. Allora, niente, stavamo tergiversando un pochino per dirvi quali sono, in attesa appunto di vedere gli amici che si collegano, siamo qui a dirvi quali sono gli appuntamenti per il prossimo periodo. Abbiamo ancora una diretta domani alle 16. Punta un po' sulla luce cosmica che quello fa bene guardarla, fa bene a tutti. Allora, dunque abbiamo un appuntamento domani alle 16. Certo, io non sono del mio lato migliore. Ma io sì. Farò così. Io sì. No, io... Scherzo. Ma mi avete visto con la mascherina che siamo da snorkeling? No, siamo uno di quelli veri. Quasi vero. Bene. Allora, detto quello che stavo dicendo, domani ore 16, canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque saremo lì. Calienti. Sì, anche perché è impossibile, sta arrivando il caldo africano, dunque è impossibile non essere calienti. Per giunta, la settimana prossima avremo di nuovo degli appuntamenti, lunedì. Che io lunedì sono in viaggio. No. Abbiamo sospeso, vabbè, tu lunedì sei in viaggio, ma abbiamo sospeso comunque per il periodo estivo gli incontri con il gruppo su Telegram, dunque riprendiamo a settembre, ma è comunque sempre un gruppo aperto a tutti. Sì, non fatevi problemi, mi sto legando sui capelli, non vi sopporto più. Mamma mia, sto andando a fuoco. Allora, però la diretta resta, dunque le dirette sono imprescindibili perché sono importanti, la gente piace Marietto e ogni tanto anche la Hilde e quindi la gente ci cerca. Quando proprio batte la testa, il caldo fa dire così, va bene. Allora 21:30 lunedì sul mio canale YouTube, poi sempre mercoledì 20:30 il canale YouTube del Marietto Veneziano, venerdì 21:30 il mio canale YouTube e sabato sempre alle 16. Noi lavoriamo anche in estate. Sì, tanto riusciamo benissimo a vivere anche lavorando d'estate, anche perché noi in 2 passi c'è il mare. L'hanno scoperto stamattina. Hanno visto, esatto, dunque bene. Vado alle ciance che la gente vuole succo, la gente vuole succo, no? Non gliene frega niente, gli interessa che insomma prendiamoci operativi. Esatto, allora riprendiamo i saluti perché ci siamo fermati a Rosi, Matriosca, ciao Imma. Oh Imma, io questa Imma la conosco. Imma è tornata. Bella, ci vediamo presto. Allora, Francesca, Nicola, Imma ancora? Perché lavoro. Ma Imma, una data. Allora, Giuseppina, Maria, Katia, Rosi. Imma ancora? Ma è un'altra Imma? Perché ha messo la data. È sempre lei. Arate. Imma. Nancy, Perla. Ciao Perla nei miei entri? Sì, è nuova. Lavata con Perla. Rossella, Pinuccio. Pinuccio mi sembra che lo sentiamo forse per la prima volta. Sonia. Ciao Sonia, anche Sonia, no, forse Daniela. Non oso immaginare quando entrerò in menopausa. Io sì. No, non osare nemmeno tu, secondo me non è puoi chiedere al pendolino come sarà, se sarò una cosa. Allora andiamo Daniela, ciao Daniela, ciao Antonio, ciao Katia l'abbiamo salutata, Salvi, Monica, Miri, bene. E poi Imma ancora. Dice Marietto, piacere di conoscerti. Grazie Marietto, grazie Imma. Che fai, ti ringrazi pure da solo. Allarghiamoci.
Poi allora, FZ, grazie. buonasera. Grazie. Complimenti a te di essere qua con noi. Eloisa! Ciao cara. Scusa, ma chi è? Io ed Eloisa lo sappiamo. Qui ci sono gli altarini, Certo, altro che a me fa sempre dietro. piacere quando vi ritrovo, Bene, soprattutto se poi vi conosco ancora meglio. Allora, e non ha neanche bevuto niente, è così naturale. No, al natura, forse sono gli zuccheri. È la menopausa. Ma io non sono in menopausa. Fa niente. Andiamo avanti. Guarda, sono già nervosa così, figurati. Ti deve operare che arrivi. No, il segreto è che qua. Troppi zuccheri. C'è la tona che e qua. Lo berrò tra un po'. Voilà, un frappè a forma di gelato, via. Cominciamo con le domande, va, se no poi ci tocca recuperare. No, però hanno ragione, se no che arriviamo alle 10. Esatto. Dai, andiamo, fine del film. Cominciamo. Sì. La prima domanda, Marina. Sì. Ci fidanzeremo di nuovo e seriamente? Marina e Federico. Marina 26 settembre 92, Federico 20 novembre 93. Dici un rito, diciamo. Sì, perché abbiamo già visto una cosa del genere, ma vuole sapere se, giustamente, se sarà una cosa seria. Vediamo un po'. Ma gli abbiamo già risposto? No, era un'altra domanda. Sempre i due soggetti, però un'altra domanda. A quest'ora. Sembrerebbe proprio di sì. Marina. Sì, Marina, sembra di sì. Si è messa male? Sì. Mannaggia, potevi scappare, invece niente. No, quando... Ricordatevi che potete sempre telefonare in diretta. È vero, mi dimenticavo di dirlo. E quando siamo in diretta sul mio canale, per bypassare la coda, per i coraggiosi e temerari che non si vergognano di parlare in diretta, possono comunque chiamare il 347 8702 622. Ecco il numero che il prezzo consulto no, perché chiaramente siamo in diretta. Vabbè, chiaro che siamo per consulti privati, quello è il numero, ma anche se volete chiamare la diretta, il numero è sempre quello, dunque casomai rispondo dal vivo. Quindi chi vuole superare tutti... Altrimenti restiamo in colonna così come siamo, tanto adesso devo rispondere a Marina anche io e vediamo un pochino cosa dicono a me le sibille per te e Federico. Allora, abbassiamo qui. Diamo ancora un colpo di 2-3, penso a Marina e Federica, mi dice un nuovo inizio, mi è caduta questa carta. E vediamo un pochino. Ok. Diciamo un taglio un po' così, così, facciamo così li vedete voi anche le carte. Allora, il Marietto sicuramente risposto sulla lunga distanza, diciamo che nel breve periodo intanto tu lo stai ancora aspettando perché c'è qui proprio il pensiero con l'attesa, dunque anche se questa attesa un po' ti preoccupa, vedo che ogni tanto piangi, però guarda, c'è un riavvicinamento un po' contrastato, all'inizio non sarà molto chiaro il suo comportamento, perché passerà da momenti di disponibilità a momenti che, diciamo un po' dove resterà un po'... Non riuscirai a vederlo veramente dalla tua parte, sai c'è la carta del nemico, dunque ci sono ancora degli ostacoli, è un qualcosa che deve ancora, diciamo così, essere risolto, oppure un qualcosa che dovete completamente lasciarvi alle spalle. A volte per ricominciare è necessario chiudere un sospeso, soprattutto se c'è stato già qualche motivo che vi ha allontanati. Dunque, diciamo che al presente, nell'immediato, ancora non vedo un riavvicinamento chiaro, definitivo o ben, come dire, evidente.
Nel prossimo periodo però, nonostante ci saranno probabilmente delle voci che ti arriveranno, vedi che già lui è molto più propenso a un qualcosa di più solido. Dunque, conversazione, amica, viaggio sono carte comunque positive, probabilmente parla di come risolvere, come superare alcune problematiche, di un dialogo che si va ad aprire, di un suo cambiamento di atteggiamento nei tuoi confronti. Dunque abbiamo comunque, vedi che c'è un riavvicinamento, però ancora o porterà tante chiacchiere questa cosa, o comunque intendo chiacchiere di altri su di voi o sulla situazione. È sempre una carta dove o si generano dei pettegolezzi o si genera un clima di confusione. Comunque indica sempre un qualcosa non proprio tutto chiaro o calmo. Dunque c'è sì un riavvicinamento, ma con qualche aspetto da sistemare. Però questa carta mi fa ben sperare che comunque ci vorrà ancora un po', però. Non sarà facile, però alla fine ci sarà, sì. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Stavo combinando un pasticcio col mouse. Dunque, c'è una Rosy che dice che è bello vedervi insieme. Grazie. Brava Rosy, mi piace. Sì. Rosy for President. Andiamo avanti. Allora, abbiamo Matriosca. Ciao Hilde, volevo sapere se nei prossimi 3 mesi ci saranno novità in campo sentimentale. Chiara, 18 aprile 97. Ok, intanto risponde il Marietto. Prego. Regia. La Chiara dell'87. Sì, metti più centrato il quadrante, grazie, benissimo. Io mi sposto. Nei prossimi 3 mesi qualcosina di grosso, direi anche, piuttosto importante. Guarda qui come si spostano. Bene. Sì. Se non sono 3, magari sono 4, però alla fine... Vediamo le sibille riguardo Chiara, 18 aprile 97. 97, sì. Che gioia, ancora una ragazzina, 23 anni, ti ricordi com'eri tu a 23 anni? Io sì. Mi sentivo grande, però se mi guardo oggi... Io a 23 anni mi sentivo come se ne avessi avuto 60. Sì, quello anch'io ho sempre avuto una sensazione di essere molto più grande. Cavoli, no, io mi sentivo proprio vecchio. Stavo sul letto alcune volte, ore a guardare il soffitto. Mi sentivo vecchio. Un'anima antica, insomma. Sì. Poi, cosa ci siamo lasciati alle spalle qua, Chiara? Qualcosa di pesante, che sì. carte, ragazzi. Cavoli. Però guarda qui. Andiamo a vedere, vediamo bene la stesa come evolve. Ok. Tombolone, qua l'esito. C'è un tombolone. Guarda, ti metto allegria, hai un esito straordinario e forse poche volte viene bello così. Meglio di così. È una ragazza fortunata. Sì. Adesso intanto vediamo però cosa raccontano le sibille nel prossimo periodo. Allora, il passato recente abbiamo visto dal taglio che c'è stato qualcosa di molto importante e che comunque, cioè di molto importante nel senso che c'è stato qualcosa di forte e anche doloroso. Abbiamo qui comunque messaggero, fortuna, casa, donna di servizio, vecchia signora. Dunque, comunque mi sembra una linea del passato tutto sommato positiva. Caspita. Come se comunque non parla di sentimenti, non parla di una relazione vera e propria, parla però di un tuo recupero. Dunque, diciamo che nel passato recente
sei riuscita, come dire, a ritrovare un tuo equilibrio, un momento prospero, delle soddisfazioni possibilmente anche nelle cose che fai. Adesso non so se tu hai già un lavoro, però la donna di servizio porta sempre risultati in qualsiasi attività tu ti stia impegnando, dunque è anche, come dire, la possibilità che comunque ci sia una persona che ti consiglia, che ti guida, che ti è vicina, magari la mamma, forse hai ritrovato un rapporto bello e un bel legame nei confronti di tua madre o comunque di una persona di riferimento per te. Vedo proprio una bella linea nel passato. Certo, magari non riguarda i sentimenti o può riguardare una vecchia relazione, però ritengo più che altro che sia un momento proprio felice per te, dove tu hai messo a posto delle cose. E probabilmente, giustamente adesso hai il desiderio di avere qualcuno. Al momento c'è una persona che ti gira intorno, è una persona un po' più grande, non grandissima, però è più grande di te, è una persona che probabilmente lavora già, una persona anche già realizzata, però attenta perché... Un birichino, non farci troppo affidamento, il suo interesse è proprio interessato. Capito? Dici che è un porcellino? Non lo so, non voglio dirla così, però magari... Maialino? Nemmeno, diciamo che ci sono delle lusinghe o comunque un po' di opportunismo. Cioè è una persona valida, perché qui viene fuori una persona la sua validità, però magari ecco, diciamo che comunque non ti porta tanto lontano, anzi potrebbe essere solo qualcosa che insomma leggerino, qualcosa di ci siamo capiti? Sì. Spiega perché io non ho capito. No, ha capito lei. Gliela direte interessata. Allora, però vedo un viaggio, non so, sicuramente, è questo il periodo. Ti ricordi il periodo prima del Covid? Sì. Che continuava a vedere prigioni a tutti? Cavoli! È incredibile, vedevo la prigione a tutti, tutte le stesse usciva sta carta della prigione, tutti bloccati. E invece è un periodo di viaggi, quasi tutti hanno la carta del viaggio, dunque probabilmente forse un viaggio vi allontanerà comunque da te, questo tizio qui. Comunque non ci perdi niente. No. Francamente si sarebbe comunque creato un allontanamento lo stesso. Sì. Vedi, tra l'altro avresti anche intuito che non c'era un seguito, ma soltanto un qualcosa di così. Però... Che finalone, Però il finale... Meglio di così. Finale col botto, fuochi d'artificio. Presente quando fanno le feste... Sì. Le sagre di paese con i fuochi d'artificio. Dopo il tiramisù a 40 gradi Fahrenheit. E qui c'è proprio l'arrivo di una bellissima relazione. Sì. Sì. E guarda che ti piacerà tantissimo questa persona, avrà un bel fascino, veramente un bel carisma, ti piacerà. Entro 3 mesi, 3-4 mesi. La domanda era quella, dunque. Donna fortunata. Bene. Andiamo avanti. Allora, che caldo. Francesca. 14 novembre 64, lui Giampaolo, 12 settembre 60, tornerà? Vediamo un po'. Tornerò. Allora, ripeto, Francesca, 14 novembre 64, Giampaolo, 12 settembre 60, tornerà? Io qua bevo, perché ormai... Non diesel, non diesel. Deve avere pazienza, Deve avere un po' di pazienza, ma alla fine torna a casa Alessi. Bene, meno male. Sì. Questo invece è diventato un monogusto. Ormai non si dice più. Sì.
Allora, Francesca... Dillo che te lo sei scofanato prima. Sì, scusa, la mascherina. A te ti ferma la mascherina. La mascherina. Francesca si torna, è un diesel, devi avere pazienza, devi avere tutta la pazienza con questo modo. Ma alla fine... Vediamo cosa dicono le sibille. Il postino suona sempre 2 volte. Fa il postino? Scopriamo che fa il postino. No, scherzo. No, sai com'è? Magari ridendo e scherzando scappa una cosa vera. Oh, è sparito quello con i nostri nomi. No, ma aspetta, basta che di là. No, vedi? È rimasto solo questo. Dunque, create. Così ce lo abbiamo per il futuro. Si metti. Scusate, piccolo inframmezzo tecnico. Tanto torna Francesca, anche se lei non le fa, ti ha già risposto lui. Manietto torna. Tipo in gamba. Eccoci qua, no, perché continua a restare lì quella cosa. Ma era per il numero di telefono. Sì, ma ormai lo hanno imparato a memoria. Cos'è, 20 minuti nuovi. Che... Pronto, quelli nuovi. Ma sì. Guarda che questo video lo vedono 300 persone. Ma sì, va bene. Ciao 300 persone. Allora, vediamo. Questa volta guardo io, Francesca e Giampaolo. Vediamo se torna. Torna. Facciamo il taglio. Beh, ci sta pensando, sta valutando. Secondo me... No. È un diesel però, C'è da spostare la macchina. Cos'è un diesel? La macchina. Me la ricordo quella canzone di Francesco Salvi. Salvi, sì. Era una bambina, la davano su Drive-In. Sì, brava. Hai visto che me lo ricordo? Allora, beh, devo dire che torna, ma... l'ho detto con diesel. Cavoli. È duretta anche la modalità con cui torna, ci sono ancora delle discussioni da fare. Sì, certo. Vedi che guarda lì. Attesa, è un'altalena, guarda lì. Attesa, viaggio, costanza, vecchia signora, denaro. Dunque, già dal passato tu stai aspettando questa persona, non so da quant'è che non siete più insieme, però diciamo che forse c'è stato già un primo tentativo, perché vedi che c'è l'attesa e il viaggio, dunque probabilmente già un qualcosa è stato tentato nel passato, magari c'è stato un precedente riavvicinamento, oppure sta parlando di come vi siete incontrati, no? È stata una cosa comunque, un'attesa, e poi alla fine appunto si è dovuto in qualche modo impegnare in questa cosa per consolidare. C'è anche, non so, la presenza di una donna, o è la madre di lui, oppure è tua madre, oppure sta semplicemente dicendo che comunque un rapporto che aveva già una sua storia e una sua solidità. Dunque, premetto che non sapendo nulla di te e di voi, in questo senso, non so bene che interpretazione dare, perché potrebbe anche voler dire che c'è già stato un precedente ritorno, però attualmente lui sta pensando, ci sta veramente pensando. Sì. Vedi che c'è il gran signore e il pensiero, però nonostante ci stia pensando, questa cosa non lo rasserena tantissimo. È come se una parte di lui ancora oggi ha paura. Sì, è come se in fondo da una parte pensa che sia giusto chiudere completamente, dall'altra parte prova malinconia, prova proprio mancanza, e dunque ancora diciamo che è in fase proprio di elaborazione, non è una linea che parla di azione, parla più che altro di freno. Ma di proprio una dimensione interiore, di valutazione, di emozioni, di sue riflessioni, di suoi pensieri. Vedi che comunque c'è la carta del pensiero, dunque lui sta pensando, ma pensa forse è meglio chiudere, ma dall'altra parte gli manchi. Dunque, nel prossimo periodo però guarda...
disgrazia, donna maritata e fortuna. Dunque, secondo me, qui io non so, perché poi non sapendo niente di loro, come fai? O lui deve chiudere con una persona, cioè io non so se lui è sposato con un'altra donna e loro si sono incontrati, vedi che c'aveva un vecchio rapporto cioè io non lo so se lui romperà cioè litigherà con una donna sposata, intendendo che litigherà con te o con qualcuna. Cioè, non sapendo niente, io posso cercare di dare le due opzioni, le possibilità di interpretazione. Comunque sia, sarà un qualcosa di positivo, avrà un risvolto positivo. Ma nello stesso tempo, vedi, io penso che probabilmente litigheranno loro, sai qua. Perché c'è loro intendi dire chi ci ha chiesto la domanda? Lei, sì, Francesca e questo Giampaolo, cioè avranno ancora di nuovo è un diesel, delle questioni da chiarire chiare, perché sono poco chiare. Cioè, poi militare, segreti e qualcosa. Il militare può anche essere la necessità di combattere, ma anche la presenza di un qualcosa di non detto. Dunque, vedi, falsità, cioè ci potrebbe essere qualcosa che entrambi potrebbero non aver calato ancora del tutto la maschera. In questo caso è difficile ricucire o riavvicinarsi. Dunque ci sono ancora delle situazioni che vanno assolutamente sistemate, ma che non vedo sistemarsi in questo frangente. Vedo solo che ci sono appunto dei sospesi e delle cose taciute, dei segreti. Dunque, per quanto riguarda me, lui sicuramente ti ha risposto in un periodo al di là di quello che vedo io. O lui deve rompere con la relazione con un'altra donna, perché potrebbe anche essere che sia questo il segreto taciuto, attenzione. Potrebbe essere. Perché vedi che c'è anche la carta del ladro qua, non mi viene mai quando non c'è un terzo incomodo. Dunque, diciamo che prima deve andare a chiudere delle cose o comunque per ora la cosa non... almeno per quello che riguarda la mia stesa, il pendolino va al di là del prossimo periodo, al di là dei prossimi 3 mesi, 6 mesi, quello che è. Lui ti dà già una risposta che va al di là del tempo interrogato dalle sibille, che comunque un po' può essere variabile. Io in questo tempo, in questo frangente, vedo che ci sono ancora degli ostacoli, delle cose importanti che sono da sistemare, sì. Allora, andiamo avanti. E dopo questa stesa, spero che abita al primo piano. No, cosa c'entra? Tu lei hai già dato il dolce, dunque vabbè. I paracaduti, no, vai tranquilla, va. Allora, abbiamo Imma che chiede sul lavoro, adesso andiamo a recuperare i pezzi di Imma, 4 dicembre del 60, e poi mi sembra che avesse scritto qualcos'altro, non lo so, no, solo, sì, bella tu, ok, no niente, va bene, allora. No, aveva scritto. Ok, aveva scritto solo quello, dunque Imma, guardiamo il lavoro, lei è 4 dicembre del 60, sì, bene, no male. Allora, sì, bene, no male, come andrà Imma? Metti giù, scusa. Arrivo, che mi porto avanti un attimino, perché poi abbiamo la domanda di Katia. Bene. Voilà. Allora, sì, bene, no, male. Hai chiesto come andrà il lavoro? Sì, lavoro, si vede una stesa generale sul lavoro. Bene, Imma. Con i tempi che corrono, beccarsi un buono non è male. Sì, infatti. No. Comunque vada, sarà un successo, diceva Chiambretti. Con i tempi che corrono, qualsiasi cosa che fai sicuramente sarà positiva la cosa alla distanza. Allora, vediamo cosa raccontano le mie sibille. Oh, l'ho detto che l'avrei bevuto, guarda qua. Sì. È diventato una poltiglia. I capelli, Marietta. I capelli. Allora,
Vediamo per Imma cosa dicono le chiacchierine. Beh, potrebbero esserci delle novità, forse nuove proposte. Che vedo al taglio. Allora, sì, l'esito è sicuramente positivo per quanto riguarda la stesa lavorativa. Diciamo che nel frattempo qualche cosina sembra accadere. Dunque, abbiamo nel passato, io poi sapendo anche che lavoro fa Imma, lo so benissimo cosa significa questo passato, perché abbiamo qui un profondo cambiamento, pur mantenendo lei, vedi, la carta del cane, della fedeltà, lo dico agli appassionati che magari hanno anche piacere di capire qualcosina, di imparare qualcosina, significa sempre una realizzazione positiva. Nel caso di amore, ovviamente, significa che il rapporto o che la persona su cui interroghiamo ha un amore sincero, leale, fedele, pur essendo se stesso. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante un cambiamento, hai potuto comunque esprimere la tua personalità, certo in modo molto ridimensionato, però comunque sei rimasta fedele a te stessa, cogliendo anche, diciamo, qualche opportunità, che però, devo dire, vedi, guarda qua, prigione, voilà, e sul lavoro sei stata un po' bloccata comunque rispetto il passato, e comunque è come dire che ti sei espressa lo stesso, ma ovviamente in modo frenato rispetto alle tue potenzialità, e comunque hai sentito di dover combattere. Abbiamo comunque una stesa impegnativa. Sì, ma non negativa, un po' forte, come dire che hai sentito di dover reagire a questo blocco che c'è stato, o comunque questo cambiamento non voluto da te, perché la carta della morte sono sempre i cambiamenti che ci impone o il destino o la scelta di qualcun altro. Dunque, in questo caso abbiamo un cambiamento che però ha mantenuto le tue prerogative, le tue capacità, pur essendoci appunto la necessità di lottare un pochino. Abbiamo il presente, sembra che tu sia preoccupata per qualcosa, forse non riesci tanto a capire, perché c'è un clima di incertezza e di incompletezza, come se qualcosa non ti fosse chiaro, o come se le notizie che senti non sono complete o tutte, come dire, trasparenti, e dunque sei un po' preoccupata in questo senso, non sai forse bene che piega prenderà attualmente, però guarda, riunione fortuna. Comunque stai per avere un incontro chiarificatorio, probabilmente sul lavoro, vi daranno nuove direttive, non dico subito perché immagino che le scuole stiano chiudendo, no? Anche le segreterie, le attività proprio didattiche magari riprenderanno, o quelle per gli insegnanti, perché so che tu sei un insegnante, allora magari riprenderanno. Sì, una bravissima insegnante di lingue, brava. Allora, dunque avrai comunque delle buone notizie, non ti preoccupare. Allora, diciamo che artista, leggerezza, nemico. Dunque, tu risulti molto competente. Questa è sicuramente una carta che, e tra l'altro leggerezza, sappiate che può indicare anche i posti lontani, terre lontane, lingue straniere in questo caso, lei insegna questo. Però abbiamo comunque sei molto apprezzata tu come persona sul tuo lavoro, nel tuo ambiente, ma ci sarà probabilmente un qualche ostacolo da superare, o probabilmente anche l'interferenza di un qualcuno. Infatti, guarda qui, malinconia, delirante dispiacere. Dunque, forse cambierà qualche modalità,
forse ci sarà un qualcosa che delle chiacchiere, ho sentito dire, c'è questo, c'è là, cioè clima di confusione. Questo è sempre una carta che spiega o che manifesta una confusione negli ambienti o tra le persone. Dunque, diciamo che c'è nel prossimo periodo probabilmente ancora qualcosa andrà a modificarsi e a creare impiccio. Vedi che c'è anche il dispiacere, probabilmente la vivrai non positivamente. Chi lo sa cosa si inventeranno ancora con sto Covid, dunque può essere, però guarda, alla fine abbiamo Gran Signore, sacerdote, domestico, amore. Io non so se il tuo superiore o se qualcuno, il dirigente o la dirigente, se è un maschio o una femmina, comunque sia una grande stima nei tuoi confronti. E dunque, secondo me, io vedo delle cose positive comunque, perché sono carte di opportunità, di sostegno, di aiuto. Bene, spero che la tua domanda fosse più o meno... più che altro l'aspettativa della risposta. Ecco, insomma, di aver... come dire, appagato la tua aspettativa. Sì, no, vedrai che alla fine sarà positiva. Sarà positiva, sì. Allora, Nancy, vediamo Nancy, affuso. Vabbè, perdonami, mi è scappato. Buonasera, io e Antonio ritorniamo insieme il 15 giugno 75, è nata lei sicuramente. E lui? Je ne sais pas. Non so neanche se il 15 giugno 75 sia lei o lui. È una domanda incompleta. Noi avevamo già detto... Allora Nancy, mi raccomando, che stasera abbiamo tergiversato, mi sono dimenticata di dirlo. Per favore, se sei ancora collegata e stai ancora seguendo in attesa della tua risposta, io passo a Rossella, che è subito dopo di te. Nel frattempo ti chiedo, per favore, di specificare il nome, di chi è quella data lì e metti anche la data che manca, ok? Mettilo più chiaro. Per esempio, io, Nancy, e poi questo è il tuo nome, metti anche proprio magari il nome giusto, la tua data, Antonio e la sua data. Se si chiama Antonio, No, lui si chiama, non l'ho inventato io, c'è scritto. Posso anche inventarmi cose a volte, ma questo... Dunque Nancy, mi raccomando, ti rispondo, io vado a cercare, però... Andiamoci in fondo perché magari è scritto. Vediamo se ha già scritto mentre l'ho chiesto. No. Allora Nancy, mi raccomando, io ti rispondo, cioè noi ti rispondiamo, però mettici questi dati, ok? Ora passo, ho detto a più giù. Ma senti, ma abbiamo saltato... Rosy? No, Katia. Katia? Eh sì. Abbiamo saltato Katia. E anche Rosy, ma da dove sono spuntati questi commenti? Non li avevo visti. Ah no, perché scusami, è dietro Imma, che lei ha scritto a rate, perché ha scritto una qui, una lì. Ecco. Dunque, Imma è qua. Sì. Dopo Imma, lavoro, dopo Imma, Katia. Allora, Nancy, scrivi che arriveremo a risponderti, ma in realtà c'è Katia. Se no stavamo saltando due persone. Scusa Katia. Perdona. Non io non l'ho mai fatto, ma lei scusa, ma mi stavo agganciando al secondo. Dunque, chiedo perdono, rispondiamo a Katia. 28 febbraio 75, Andrea, 7 dicembre 70. Andranno a convivere entro 6 mesi? Andrea e Katia. Katia, 28 febbraio 75, Andrea, 7 dicembre del 70. Mamma mia, sto veramente soffrendo stasera. Lo vedo dura, Entro 6 mesi? Guarda come gira. Katia, cioè impegnativa è la cosa. Impegnativa. Magari l'intenzione, tutta la buona intenzione c'è. Ma... Cioè, la buona intenzione c'è grande lavoro dietro le quinte, c'è grande... Sembra... Sì, ma sarà durissima perché c'è un grandissimo lavoro. Guarda che è ripartito.
Cioè, entro 6 mesi forse sarebbe proprio un colpo di fortuna. Alla cioè, fine, sarà un sì. Però, Covid permettendo, forse i 6 ce la mesi. state mettendo tutte, comunque c'è qualcuno che... Dunque, Katia e abbiamo detto Andrea. Vediamo cosa dicono le sibille. Sto boccheggiando, sì. Neanche stamattina quando faceva snort mi boccheggiavo così. No, io respiravo meglio, guarda. Allora, Katia e Andrea si andranno a commentare. Di sicuro un po' d'acqua. Quando fare un drink, perché sennò... Beh, intanto abbiamo un taglio molto positivo. Dunque, comunque ci sono i buoni auspici. Guarda, anche solo acqua. Allora, abbiamo allegria, imeneo, morte, superbia, ammalato. Dunque, probabilmente è un discorso che avete già preso in passato, comunque il rapporto c'è, forte, si è comunque già, come dire, c'era già una situazione di una relazione, poi, non so, ci deve essere stato una qualche interruzione, un qualche cambiamento forte, vedi, che ha portato un isolamento, discussioni, ostacoli vari che ci sono stati nel passato. Attualmente, per quanto riguarda proprio questo progetto, ancora sussistono degli ostacoli pesanti che dovrebbero comunque risolversi nel prossimo periodo. Quantomeno devo dirti che soprattutto lui, perché qua compare lui, ha veramente tutta la buona volontà. Vedi, c'è anche poi donna maritata a casa, conversazioni, dunque parlerete proprio di casa. Non è che non vuole o che c'è un qualcosa o lui prende scuse, no, assolutamente, lui vuole. Anche tu, ma proprio ci sono oggettivamente degli ostacoli importanti in questo momento che impediscono la realizzazione di questo progetto, sebbene vedi che, guarda, fino all'ultimo, vedi la sua buona volontà, il fatto che ne parlate, il pensiero, sì. Cioè la possibilità di mettere in piedi questa cosa, quantomeno a organizzarla, c'è ed è qui e si vede, è evidente, però mancano le carte azione, è come se al momento sì, ancora non c'è questa possibilità, però vedi l'esito. Abbiamo vecchia signora deliranti, c'è sicuramente una donna che mette bocca. Frena un po', C'è una donna che mette bocca, con un po' chiacchiera. Messaggero e stanza però è una buona notizia, perché messaggero comunque sono le comunicazioni, ma anche gli accordi, le possibilità che si vengono a creare o il fatto che possa veramente giungere una qualche notizia. E stanza è, vedi anche qua, la possibilità di una notizia che si riceve di persona, o anche proprio l'intimità. Dunque, secondo me la volontà c'è, ma ci sono dei problemi da risolvere. Non ultimo, la possibilità che una donna, non so se la mamma di chi, perché potrebbe essere una madre o comunque una suocera. Ecco, magari è veramente una suocera, capisci? Cioè, nel senso brutto del termine, non lo so. Comunque ci sono degli ostacoli e forse uno di questi è legato a una figura femminile. Comunque alla fine... Sì, alla fine è un sì, abbiamo visto, però non 6 mesi. Andiamo avanti. La buona volontà c'è, ma ci sono questi... Andiamo avanti. Rosi. Allora, ho conosciuto Tommaso. No, niente 45 anni Acquario, noi abbiamo bisogno di date. Rosi, non vogliamo l'impronta digitale, ma una data. Sì.
Vediamo un po'. Siccome magari l'ha anche appena conosciuto, non ha dati, proviamo a vedere. Ci agganciamo a te, Rosy. Che io telefono, io dico c'è la Rosy che... Senti, fai il bravo. Fai il bravo, dammi la data che noi conosciamo la Rosy, trattacela bene. Allora, vabbè, proviamo. E la scusante è che lo conosce probabilmente da poco, no? Questo ho conosciuto Tommaso, 45 anni. Proviamo a vedere, per lei. Sì, e cosa devo chiedere? E chiedi se sì, buono? Se va bene. No. Se va bene per la Rosy. No, se va male. Okay. Lei abbassa un po', scusa, il favore di camera. Santo cielo. Arrigi un po' col monitor. Veramente. Allora, se questo Tommaso va bene per la nostra Rosy. Ok. Va bene? Sì. Senti, Rosy. Lascia stare, va. Levaci mano. Lascia scappa, qualsiasi cosa che ti dica, non crederci. Rosy. Non gli ho detto neanche dalla finestra. Noi speriamo di esserci agganciati al Tommaso giusto, sì. Ma ad ogni caso per ora vediamo un pochettino cosa dicono le sibille. Hai visto? Scappava il mouse. Mamma mia, non ti ha fatto neanche appoggiare. Cioè non il mouse, scusa. Il pendolino. Scappava anche il pendolino, figurati. Ci ha provato a sottrarsi al Tommaso. Che cazzo è sto Tommaso? Vediamo un po'. Allora, Rosy. No. Vediamo cosa dicono. Beh sì, certo, a parole. Parole leone. Parole bravo. Oddio, però sai, magari lo scoprirà dopo, questo no, perché a vederla così comunque sembra una persona... Occhio che ci deve avere un temperamento un po', Questo qui ce l'ha nascoste le corna, nel senso che non è un tipo tranquillissimo. Sì, no, vedi, non è per la Rosa. Cioè magari il tipo in sé... Infatti ho detto non è un tipo tranquillissimo, perché secondo me, a parte il fatto che per ora è molto lanciato, vedi che c'è l'amante, però leggerezza, cioè in poche parole questo qui... È della serie Vogliono vivere. Sì, più o meno sì. Lui è un tipo che vuole un rapporto aperto. Cioè non vuole legami a stringere in questo momento, forse perché si porta dietro ancora delle cose del passato. Dunque per ora lui punta su vabbè, vediamo come va, frequentiamoci. Sì, lui sarà sicuramente un usato sicuro. Allora, mica tanto sicuro. Sì, nel senso... Se è usato a piede libero... possiamo dire queste cose? Sì, però che siamo nel suo canale. Con gentilezza. Con gentilezza devo dirti che lui è sicuramente un qualche cosina, cioè per ora non è il tipo che ha voglia di impegnarsi, ecco. Sì. E comunque è una persona abbastanza in gamba, sa il fatto suo, sa anche come ottenerlo, infatti mi sa che con lei riuscirà comunque. Ed è anche un tipo ti sembrerà molto disponibile ad ascoltarti, a venirti incontro, ad aiutarti, forse addirittura a risolvere un tuo problema. Però guarda che già comincerai ad avere qualche dubbio nel prossimo periodo, perché sì, c'è fortuna, ma c'è anche ammalato, dunque è una roba che zoppica, perché altrimenti la bellezza di questa carta va a perdersi con questo, dunque non possiamo parlare di un'occasione chissà di che tipo, anzi, per quanto sia un'occasione positiva, in realtà ti lascia con quella necessità di valutare veramente come stanno le cose, come se veramente, cerca di capire, è positiva ma fino a un certo punto. Anche la carta dell'amica, per carità, è come se finirà che sei tu a dover ascoltare probabilmente i suoi problemi e le sue cose. Poi abbiamo prigione e amore, dunque forse è anche un po' bloccato come dire? Non ho più parole. No, è che lui vuole una cosa senza impegno, capito? E anche avanti lo farà capire e probabilmente
è anche un tipo che ha, non dico qualche difficoltà a relazionarsi in modo più approfondito, però è un po' bloccato in quella direzione, ok? Ma è un tipo mordi fuggi. È un tipo che è un tipo, secondo me, un po' prima donna. Oh, no, no. Comunque, Rosy, lascia stare. Nel senso che poi farà girare le cose intorno a lui. Allora, vecchia signora, pensiero deliranti e fedeltà. Dunque avrai anche dubbi sulla sua lealtà, cioè sul fatto che si frequenti solo con te, capito? Vabbè, comunque. E Rosy, ti devo dire che lei ha usato tutto la delicatezza che si poteva usare, sì, perché il pillolino ti dice scappa. Allora, andiamo al prossimo, andiamo. Nancy, vediamo se Nancy ha scritto. Vediamo un po' se Nancy ha scritto. Andiamo giù. Giù. Non ho scritto. No. Andiamo al prossimo allora. Vabbè, torniamo su. Perché è incompleta quella di Nancy. Sì, sarebbe meglio che ci desse qualche indicazione in più. Allora, aspetta, sono andata troppo su, torniamo un po' giù. Katia abbiamo risposto, Rosy con Tommaso abbiamo risposto, Nancy stiamo aspettando una data. Rossella. Sì. Io volevo sapere se questo mio nipote che ci ha fatto del male pagherà. Lui si chiama Gaetano, nato il 15 maggio 89, Rossella. Potevi mettere anche la tua data, magari era una cosina in più. Comunque va bene, Gaetano, 15 maggio 89. Vediamo se la pagherà. Se la pagherà. L'ha poi messo Nancy. Grazie, Nancy. Dopo ti rispondiamo, Nancy. Dopo ti rispondiamo. Ora rispondiamo però torno su. Oh, c'è anche Monneg e Sara. Ciao Monneg, ciao Sara. Non si può non salutarle. Non si può fare una diretta senza di loro, non si può fare. Sì. Infatti sto per dirgli, chiudiamo che non c'è Monneg e Sara. C'è anche Giusy. Ciao Giusy. La nostra Giusina. Sì, allora Tiziana pure, le nostre care, le veterane. No, perché stavo per dirgli, senti, chiudo perché non arrivano. Come mai non ci sono le nostre veterane? No. Bene. Allora, aspetta un po'. Siamo Rossella. Ci siamo gasati. Sì, a noi fa piacere vedervi, tantissimo. Allora, prego. Torniamo al nipote Gaetano, il nipote di Rossella, e lui è nato il 15 maggio 89. Pagherà per il male che ha fatto? Allora, Rossella. Sì, pagherà, ma ci vorrà molto tempo, perché... Ci vorrà molto tempo, non è che non hanno visto, faccio vedere. Infatti mi sono vista io che bevevo. Sì, ma non preoccupatevi. Perché? Non è che fa testo la sua bevuta, fa testo il mio pendolino. No, quello è... No, appunto, dicevo, non abbiamo inquadrato il pendolino, me ne sono accorta perché mi sono vista. Vedi, Rossella. Giusto? Ecco, sì, Rossella. Vedi? Sì, siamo tornati. Quindi stavo per dire, ci sarà molto da tempo da aspettare, magari anche 7 anni, però alla fine quando arriverà come si dice? Il prezzo da pagare, il karma. Il karma, ecco. Presenta sempre il conto. Il karma è perfetto, quindi. Vediamo un po'. Non disperare e dormi tranquilla. Chissà se riescono a dirmi, non dico quando, ma come pagherà. Sarebbe carino. Dipende cosa ha combinato. Vediamo un pochettino questo Gaetano. Cosa ha combinato. Vediamo Gaetano, dai. L'ha presa un po' alla leggera Gaetano. Ma c'è di mezzo una ragazza, forse tua figlia, Rossella. Sì, devi pensare però, lo porto lei.
Cioè, lei come vivrà questa cosa? Ma la domanda è se lui pagherà. La domanda è quella. Dunque, lui effettivamente vi ha fatto parecchio tribolare, qua si vede la carta del militare, dunque non poche battaglie. Abbiamo però, vedi, malinconia, poi artista, gran consolazione e gran signore. È un bel trombone, Questo se l'è saputa cavare, sì, là sì, per là. La combinata grossa, poi passa da gran signore. Sì, però lui al momento è bello in piedi, tranquillo. Sì, cioè, di quelle carte che sembrano un santo. Sembrerebbe un santo, sì, un San Gaetano. San Marcello. Cosa c'entra il mio Marcello? San Marcello il mio tuttofare. Allora, l'amante, conversazione, lacrime e amica. Beh, lui forse ha anche infierito quelle parole a un certo livello, e continua in qualche modo, o per quello che fa, per come dice, per come si muove, comunque vi procura un dispiacere. O comunque lui, attenzione, magari cominciano a parlare di lui. Abbiamo nel prossimo periodo comunque sacerdote, stanza e superbia. Potrebbe anche voler dire l'incontro con un avvocato qua, o comunque non so se lo porterete davanti a un giudice, non ho idea di come, non conosco niente, non so, però... Sì, ma in ogni caso pagherà, Anche se ci vorrà tempo. Anche se non potrà davanti a un avvocato, il karma arriva. Ma il karma arriva, infatti. Sì. Allora, allegria, pensiero, bambino. Dunque, nel prossimo periodo ancora non vedo, vedi, non compare un vero pagamento qua. Però deliranti, casa, omaggio di preziosi e consolante sorpresa. Ma chissà che all'improvviso non capite in qualcosa. Comunque ha portato tanta confusione a casa questo qui, ma tanta. Solo problemi. È un po' che ci separa, non vedo la botta, non vedi la botta. Non vedo arrivare la botta ancora. Ma non preoccupate che l'ha vista il pendolino. Il pendolino l'ha vista, dunque io mi fido. Esatto, sì. Come? Andiamo avanti. Allora, Nancy aveva scritto la data, dunque andiamo a leggerla. Vediamo un po' la Nancy. Andiamo giù. Eccola qua. 1 febbraio 76, Antonio 15 giugno 75, se torneranno insieme e se la sbloccherà. Insomma, vabbè, intanto vediamo se tornate insieme, perché chiaramente se tornate insieme ti sblocca, perché voglio vedere io come fa. Scusa, puoi ripetermi i nomi? Sì, se Nancy... Che nome? Il 1 febbraio del 76 e Antonio, 15 giugno 75, torneranno insieme. Regia? Grazie. Vedi che è tutto automatizzato, Lusso. Allora, se praticamente c'è un comeback. Lo vedo difficile per il momento. Per il momento sembra che il pendolino... Sì. Vediamo un po' cosa dicono le sibille. Cioè, se torna è proprio un bluff. Se torna è una roba che non... Sì, che se non c'è è uguale. Esatto, sì. Vabbè, vediamo un po' cosa dicono le sibille. Sono quei torni alla... Dove si vede? Già. Allora, Nancy e Antonio. Già il taglio. Oddio, l'esito non sembra malissimo, però vediamo un po'. Messaggero, amante,
superbia, omaggio di preziosi, viaggio. Senti, ma lui si scriveva con qualche altra? Perché qua... lì c'è qualcosina che vuole in pentola. Perché vedi, oltre al fatto del messaggero, no? Abbiamo qui l'amante, potrebbe essere addirittura una donna del passato, e la superbia, e dico c'è sempre una competizione, una seconda figura. Io non so in che modalità vi siate lasciati, però lui, come dire, neanche che si è allontanato male, si è proprio fatto un'altra scelta, non lo so. Si è dissolto? Proprio questa è una carta positiva, di spostamento, cioè di cambiamento volontario. Sì. Allora, mercante, donna maritata, ammalato, allegria. Ma voi avevate una famiglia, sai, qua non si capisce niente, nel senso che a me sembra che lui al momento si stia occupando di un qualcosa, non so se magari loro, magari l'amante era lei, Lo so, potrebbe anche essere. Non ho idea, non perché escludiamo nessun colpo basso. Non è una chiave negativa questa, capisci? Non so, è una stesa... Il pendolino ha detto che c'è poco mordente. Lui è come se al momento si stesse occupando di un qualcuno con cui ha già un rapporto, sì, una donna... come dire, completa. Potrebbe essere la moglie o la ex moglie con cui magari sta cercando di riavvicinarsi, perché comunque in ogni caso mi sembra una persona che stia cercando di sistemare delle cose al presente. Vedi deliranti, speranza e sospiri, dunque anche nel prossimo periodo non vedo la possibilità di un chiarimento, anzi che il clima di confusione permane per un po'. Giovane fanciulla, denaro, vecchia signora. Comunque lui, secondo me, ha una figlia femmina di cui si vuole prendere cura, comunque ci sono l'entusiasmo anche, o la possibilità di consolidare delle cose, però vedi un vecchio rapporto. Sì. Non lo so, mi sembra che lui sia più preso da altro. Cosa, sì. Però l'esito, amica, gran consolazione, belvedere casa, è un po' come se in fondo un po' di intimità tornasse, però non riesco a dire che tornerà con te completamente, sembra più una carta di attesa, il desiderio che lui torni, perché vedi che c'è anche questa carta che è un po' la carta di quello che noi desideriamo, sì. di quello che desideriamo, certo, di quello che speriamo, di quello che sogniamo, però di sicuro se la metti nei termini di amicizia forse hai più possibilità. Sì. Senti, ma hai visto che orari sono? No, che ore sono? 22:35 stasera, abbiamo fatto il botto, un'ora e più. Bene, allora diciamo che possiamo chiudere. Sì, carissimi, stasera a parte il caldo intollerabile. Domani alle 16 sul canale del Marietto come ospite un personaggio d'eccezione. Nuova di Pacca. Nuova novità. Usato sicuro. Neanche meno pausa. No, è proprio il caldo siculo. Un caldo terribile. Domani mattina dove andiamo? Domani mattina ci trovate sott'acqua. No, pelo d'acqua. Però se non riusciamo ad arrivare vi vogliamo bene. Certo. Nel senso che magari... Insomma, guarda un po' col pendolino, se torniamo. No. Guardiamo un po'. Scherzo. Noi ci saremo fino a 95 anni. Ci vediamo dunque domani
domani alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Non sapete qual è il canale YouTube del Marietto Veneziano? Cercate Marietto Veneziano su YouTube e fate iscriviti. Iscriviti se non siete iscritti, oppure anche su Facebook, ho un bellissimo diario. Sì, mi piace quando dici Facebook. 3.000 amicizie, però ogni tanto dobbiamo fare una seduta spiritica per rianimare qualcuno, perché ne avrò 3.000. Sono fantasmi, simigliari. Sono mummificati. Carissimi, grazie. Buonissimo proseguimento. Allora, se non vi abbiamo risposto, tornate domani ore 16, cercate il canale YouTube del Marietto Veneziano, iscrivetevi. Scusa, così anche potete... il tuo numero di telefono eventualmente. Ah, va bene, certo. Allora, questo è il mio numero di telefono. Se vi interessa approfondire con consulti privati, potete telefonarmi. 20 euro. Un consulto a un costo di 20 euro, una durata di 45-50 minuti. Dunque, alla fine inizia sempre un'ora, però l'idea è quella. Non lo dire che si allargano. Si allargano. Allora, scherzo, questo è il con numero tutto di il telefono. piacere. Un grande abbraccio, buonanotte. Buonanotte. A domani, mi raccomando. A domani, sempre sul canale Marietto. Buonanotte. Buonanotte.